Siamo a Fogliano di Puglia, nell'ex caserma dell'Ardenza, che era una fanteria d'arresto, era una base della fanteria che occupava le posizioni a difesa del confine con la Jugoslavia. Con i primi anni 2000 è una delle poche caserme che è stata abbastanza rapidamente trasferita al comune di Fogliano di Puglia. E da lì è passata tutta una serie di interventi da parte dell'amministrazione comunale, soprattutto con finanziamenti della regione, per convertire innanzitutto quella che era l'ex mensa, che è questa qui dietro, in base della protezione civile sia di Fogliano di Puglia che del mandamento Carso Isonzo. Dal 2009, da quando io sono sindaco, abbiamo continuato insomma, con questa opera di recupero e abbiamo utilizzato la caserma come centro di raccolta, la piazzola ecologica del comune di Fogliano di Puglia, dove i cittadini possono conferire praticamente tutto, dalle batterie d'auto agli oli esausti, a inerti, ingombranti. Abbiamo deciso di utilizzare anche associazioni o volontari, cioè insomma qui abbiamo un'associazione di tiro con carabine ad aria compressa, gli abbiamo dato in uso quest'area. Si spara con le carabine ad aria compressa, in questo caso noi abbiamo solo carabine, in questo momento abbiamo solo carabine con potenza inferiore ai 7,5 joule, quindi di libera vendita. Spariamo su delle sagome metalliche, quindi che hanno la forma più o meno di uno scoiattolo o di un topo, cose del genere, che sono abbattibili, cioè c'è una key zone, quando il pallino entra nella key zone la sagoma si rovescia e noi calcoliamo il punto fatto. È una disciplina che nasce negli anni 90 in Inghilterra e poi dopo noi l'abbiamo importata. Abbiamo partecipato, già alcuni di noi hanno partecipato diverse volte al campionato italiano. Io in particolare ho partecipato al campionato del mondo l'anno scorso, mi sono classificato terzo nei senior perché sono un vecchietto. In Friuli è l'unico campo in assoluto, sì. Diciamo che come vantaggi c'è il vantaggio di avere questo, qui dove siamo seduti adesso, cioè dove sono seduto adesso, che questo è un ex poligono ridotto da 25 metri e questo è un sito dove si riesce a sparare anche quando piove, perché naturalmente abbiamo un tetto sulla testa, quindi a parte che il field target si fa all'aperto, però per la taratura delle carabine, quelle cose lì si possono fare tranquillamente qua dentro, quindi in assenza di vento, quindi siamo facilitati in un certo senso. Abbiamo questa iniziativa del signor Randazzo, che è quella dell'olio. No? Lui è venuto in comune, ci ha chiesto un'area per posizionare un frantoio e abbiamo pensato a quest'area, anche qui con una forma di locazione, seppur calmierata, insomma, anche perché fa un servizio.